Nuovi boss, imprenditori e un agente della polizia penitenziaria sono tra le persone coinvolte in un blitz antimafia effettuato la notte scorsa dalle squadre mobili di Agrigento, che ha eseguito 49 fermi di polizia giudiziaria, 5 dei quali notificati in carcere, mentre 2 persone sono riuscite a sfuggire alla cattura. L'operazione, denominata Nuova Cupola, ha azzerato il nuovo organigramma di Cosa Nostra di Agrigento, che si stava riorganizzando dopo la cattura dei boss Giuseppe Falzone e Gerlandino Messina. I fermi hanno colpito tra gli altri il presunto nuovo reggente provinciale di Cosa Nostra Leo Sutera, Fabrizio Messina, fratello dell'ex latitante Gerlandino da poco prosciolto in un processo per omicidio compiuto nel nord Italia, Rosario Bellavia, poliziotto penitenziario, una serie di imprenditori tra cui Alfonso Tuttolomondo di Porto Empedocle e Francesco Ribisi di Palma di Montechiaro. Il gruppo aveva una larga disponibilità di armi e secondo gli investigatori aveva stretto rapporti col boss latitante Matteo Messina Denaro. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e detenzione di armi. Importante è il lavoro compiuto a Porto Empedocle, il cui commissariato è diretto da Cesare Castelli. Tutta l'indagine, infatti, è partita da lì. Molte le persone arrestate anche a Porto Empedocle, questo testimonia che è un luogo abbastanza attivo. Il territorio di Porto Empedocle tradizionalmente è stato sempre una specie di luogo forte, di santuario della mafia, tra l'altro è teatro di numerosissimi attentati riconducibili ad attività estorsive. Porto Empedocle è, come dire, uno dei luoghi privilegiati per questo tipo di attività, quindi questo non deve sorprendere. Questo testimonia che la mafia ancora fa riferimento ai vecchi. Leo Sutera è uno dei vecchi. Fa riferimento alle persone che danno garanzie in termini di affidabilità, in termini di riservatezza e anche in termini di esperienza.